Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Ragazzi, è troppo importante questa notizia da non portarla sul canale, anche se non parla del Napoli ma parla della Roma per via del calciomercato. E parliamo anche poi del Napoli, non vi preoccupate in questo video, ma vorrei aprire questo video con la notizia delle ultime ore che Zaniolo non dovrebbe rinnovare con la Roma. Ora mi sembra il contratto è in scadenza nel 2024 o nel 2023, ora non mi ricordo di preciso. Sapete, io seguo il Napoli, quelle altre squadre non è che mi interessino più di tanto, però è giusto parlare di queste cose quando ci sono questi rumors così numerosi. E vi dico la mia da parte di tifoso napoletano, visto che alcuni romanisti sono già incazzati con la dirigenza perché non possono rilasciare queste dichiarazioni a campionato aperto. Il giocatore è importante, è il simbolo della Roma, un nuovo prospetto futuro per la Roma, anche se ha già 2 crociati andati. Comunque, per prima cosa io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale di Neapolis 1926, è gratis. Signori, dobbiamo arrivare a questi 3000 iscritti e quindi iscrivetevi al canale che è gratis e soprattutto non vi costa nulla, quindi iscrivetevi. Detto questo, perché già so che vi siete iscritti e quindi possiamo continuare con il video, parliamo un po' di questo fatto di Zaniolo che non vuole rinnovare, o ci sono tante cose sotto. Addirittura sono usciti rumors che Zaniolo potrebbe andare alla Roma già il prossimo anno con un'offerta da parte della Juventus. Sappiamo anche che il ragazzo tifa Juventus o Juve, perché sulla pagina Facebook di Zaniolo, se andiamo negli anni passati, c'è proprio Zaniolo che esulta ai gol della Juventus e agli scudetti vinti da parte della Juventus. Ora, quello che io mi domando e mi dico, ma cari giocatori di calcio che già siete, quando voi andate in una primavera della vostra squadra o di un'altra squadra, allora certe cose secondo me vanno evitate, perché è brutto da dirsi, ma se tu metti caso l'oggi o un domani un dirigente di qualsiasi altra squadra o della tua squadra ti viene a dire: oh, come mai nel 2014, perché Zaniolo nel 2014 ha scritto queste cose, come mai tu hai messo like alla pagina della Juventus, come mai tu hai scritto qualcosa sulla Juventus, come mai hai scritto qualcosa sulla nostra società, sui tifosi, sulla città e roba così. Queste sono cadute di stile, secondo me, forse anche per la giovane età dei giocatori, del giocatore di Zaniolo o di altri giocatori. Però quando tu già entri in una primavera di una squadra sarebbe il caso di tutelarti sui profili, di non mettere niente, di insultare qualcuno. Lo sapete anche voi come funziona internet, ragazzi, poi troviamo cose assurde su internet. Oramai al giorno d'oggi siamo tutti controllati, basta avere un telefono in tasca, ma lo sapete oramai. Detto questo, cosa ne penso di questa analisi che stanno facendo gli juventini di un possibile futuro di Zaniolo proprio alla Juventus? Io da tifoso napoletano inizio ad aver paura di questa Juventus e vi dico anche il perché. E vi dico pure il perché la Juventus, mettetela come vi pare, un posto in Champions League lo prenderà sicuramente, ma sicuro. Poi con l'arrivo di Vlahovic e Zaccaria è una cosa allucinante, quindi hanno ancora più pressione sia il Napoli che l'Atalanta, perché io metto il Milan e l'Inter avanti al Napoli, perché per ora ci sono, anche se il Napoli ha pari punti con il Milan in questo momento, però per ora ci sono e va messe loro due davanti. Anche se nella graduatoria tu sei più avanti per numero di gol fatti, reti subite e via discorrendo con scontri diretti, vabbè, tu per ora sei a pari punti con questa squadra e sei sotto all'Inter ampiamente. Detto questo, perché bisogna parlare sinceramente. Io quando vedo alcuni che dicono, juventini che sono venuti sotto al mio video a parlare di Vlahovic alla Juventus, cosa ne penso io da tifoso napoletano? Allora, molti di voi sono venuti sotto la mia pagina, sotto il mio video ad insultarmi. Allora io poi sono costretto ad eliminare certi commenti, perché commenti offensivi io li elimino tutti, finché lo posso fare, perché ho pochi iscritti, lo farò sempre. Quando io mi vedo arrivare dei commenti
napoletano stai zitto, Vesuvio lavali, voglio questi commenti sulla mia pagina YouTube, Instagram, TikTok, quello che vi pare, non li vedrete mai, perché a me queste cose, fomentare odio fra tifoserie, non mi piace. Detto questo, andiamo avanti perché voglio... Continuiamo a parlare un attimo di Zaniolo alla Juventus. Sarebbe un colpo clamoroso, anche se come sappiamo il giocatore oramai ha 2 crociati rotti, però Zaniolo è giovane, la classe ce l'ha, va bene? Quindi se Zaniolo va a rinforzare una squadra come la Juventus, e in Serie A questi ritornano a vincere, il prossimo anno questi già vincono lo scudetto, ma ne sono convinto ampiamente, perché l'Inter farà quest'anno, signori, perché sta ancora cavalcando l'entusiasmo di Antonio Conte. E vedo alcuni tifosi interisti che tralasciano questa cosa di Antonio Conte dell'anno scorso che li ha portati allo scudetto. Cari interisti, prima di dire Conte è andato al Tottenham, sta facendo cagare, guardate dove vi ha portato Antonio Conte. Se siete nuovamente a questi livelli è grazie solo a uno, ad Antonio Conte, punto, basta. Comunque non voglio fare polemica con gli interisti, con gli juventini, con niente. Parliamo un attimo del Napoli. Questione Kalidou Koulibaly, perché è una cosa bellissima. Fino a 2 o 3 giorni fa si parlava di Kalidou Koulibaly come il prossimo capitano futuro del Napoli, e così sarà, ragazzi, io già ve l'ho detto. Nelle ultime ore su Sky sono uscite delle dichiarazioni di calciomercato, non da parte di organi della SSC Napoli, ragazzi, quindi metto le mani avanti se poi questa cosa non verrà portata in porto. Comunque stanno dicendo che Kalidou Koulibaly è pronto a firmare un rinnovo con la SSC Napoli anche ad un ingaggio inferiore. Sappiamo che il Napoli ha detto di voler mettere il tetto massimo a 3,5 milioni, io penso senza eventuali bonus, perché se no sarebbe clamorosa la cosa. Quindi staremo a vedere se Kalidou Koulibaly rinnoverà il suo contratto con il Napoli, che lo vede legato fino al 2024, non mi ricordo, io con i numeri, lo sapete, sto messo male. Detto questo, se Kalidou Koulibaly rinnova ad un contratto minore, Lorenzo Insigne qualche domanda se la dovrebbe fare. Ora giustamente lui se ne va a prendere 11 milioni, 12 milioni, quanti cazzo sono lui non lo so, contento per lui, ma lasciamo stare. Se Mertens si riduce l'ingaggio pur di rimanere a Napoli, e ragazzi Mertens un pochino di mercato ce l'ha sempre, non diciamoci stronzate, potrebbe benissimo ritornare a giocare in Belgio, potrebbe benissimo andare in Spagna, basta guardare il Papu Gomez. Io il Papu Gomez l'avrei preso sinceramente al Napoli, però il Napoli si deve tutelare, e per questo nel calciomercato invernale, nel calciomercato di gennaio, ha provato a prendere Raspadori. C'è da dire anche una cosa che qui mi viene proprio da bestemmiare forte. Allora, era arrivata l'offerta per Raspadori al Napoli, no? Cos'è successo? È stato detto no, l'offerta che è arrivata al Napoli è troppo bassa. Parliamo un attimo di Boga, va bene? Perché non di Raspadori, era di Boga, scusatemi. Perché il Napoli fece l'offerta di 30 milioni, una cosa del genere, e disse il Sassuolo no, guarda, l'offerta che tu mi hai dato per il giocatore è troppo poco. Si manca che mi persa a Lionel Messi. Comunque, detto questo, è arrivato l'Atalanta con 20 milioni, scusatemi se mi tocco dietro qui ragazzi, ma c'ho il cerotto per la schiena, che c'ho un mal di schiena tremendo. È arrivata l'offerta dell'Atalanta, 20 milioni cash subito. Il Sassuolo cosa fa? Accetta l'offerta di 20 milioni, non di 30 milioni del Napoli. Cioè, scusatemi un attimo, noi che vi abbiamo offerto 10 milioni in più, non ce l'avete voluto dare, l'avete dato all'Atalanta. Cose assurde del calciomercato di gennaio, perché non si possono vedere. Poi, parliamo un attimo di questa cosa dell'ammutinamento, perché voglio uscire fracassati Allora, sono 3 anni che andiamo avanti con questa storia. Caro Aurelio De Laurentiis, ci hai rotto i bip, perché non è possibile, tu stai a campionato in corso, va bene? E noi dobbiamo sorbirsi tutti gli anni questa cosa, l'ammutinamento che è stato con Ancelotti, l'ammutinamento che è stato con Gattuso. Io vi denuncio,
Cioè, Aiu, hai rotto, basta. Aurelio, io ti ho sempre difeso e voi lo sapete io quanto sono andato anche contro di voi pur di difendere Aurelio De Laurentiis. Ma basta, sta diventando ridicola questa cosa dell'ammutinamento e dei soldi che vuoi da questi giocatori. Basta, te ne prego, basta. Allora, ragazzi, il video può terminare qui perché sennò se parliamo dell'ammutinamento stiamo altri 40 minuti a parlare di questa cosa. Allora, fatemi sapere voi cosa ne pensate di Zaniolo, possibile alla Juventus, oppure fatemi sapere cosa, se siete contenti di Kalidou Koulibaly, che potrebbe rinnovare anche a un contratto minore a quello che percepisce ora. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa esclusiva che è arrivata proprio di Kalidou Koulibaly, e se puta caso vorreste vedere Zaniolo con la maglia del Napoli. Sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926, ciao a you!